Benvenuti cari amici di Mattoscacco in questa puntata di missione 1000 punti. Stefano, sarà la volta buona? Sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché ci stiamo trovando ormai Assolutamente. mattino, pomeriggio, sera, la notte per cercare di fare l'ultima puntata. Ormai vedo più Stefano che mia moglie. Fra l'altro sono sempre lì, 999, quindi, cioè, basta un... Sì, basta un Sì, nulla. ma stavolta se gli si stacca la connessione, Sì, lascia... stavolta Buona, basta. buona. Bene, allora io direi che non c'è un granché da dire, da analizzare partite, cose varie, ma c'è da giocare qui. E quindi, Ste, se vuoi condividere lo schermo, ci facciamo Andiamo. questo partitone e se giocheremo contro qualche altro australiano che non gli prende bene la connessione. Grazie, arrivederci. Ti dirò, mi è piaciuta molto la partita, l'ultima che ho fatto, che hai osservato, perché c'era proprio questa... Entrambi ci siamo fatti per bene l'apertura prima di cominciare poi ad attaccare ed è stato poi bello. Sì, 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 molto bella. Ok, che dici? Vado? Vai. Sai che sono indeciso. Che dici se metto 30 o è troppo? Ma anche si può fare, solo che alla fine, almeno dalla mia esperienza, ho visto che più o meno è la stessa cosa. Alla fine, come lunghezza, col fatto che ci sono i 10 secondi, come preferisci, eh? Come preferisci, davvero? No, forse è meglio così, dai. Nero, no, nero. No. No, perché? Oh. Mamma mia, adesso cosa di... Io non ho pietà, non mi importa nulla. Dovevo aspettare un po'. Ah, sì, è vero, perché così sembra che la sai. È vero, anche quello Vediamo. conta, psicologia. Pigliati quel pedone, perché? Ma perché? No, non l'ho fatto. Va bene, ok, massima Non l'ho fatto. concentrazione perché qui Fra ci hanno l'altro, risposto in modo diverso. sì, fra l'altro così non vale più tutta la prassi, credo. Cioè, Esatto. anche se dovesse prendermi adesso, Sì, non cioè puoi se più far dovessi prendere nulla. il pedone adesso, vado qui, lui va qui, io vado qui, ma il re c'ha la via d'uscita qui. Ok. Adesso mi viene da difendere questo cavallo perché rispostarlo ancora sarebbe davvero uno spreco di tempo. Mi viene da difenderlo con l'alfiere. E poi lui ha questa e questa e devo anche prendere disposizioni per questa cosa. O addirittura questa e questa. Ce l'ha? Sì, perché è aperto qui e secondo me lo vuole proprio fare. Allora, devo impedirgli di andare qui. Quindi direi che... Sai che mi scoccia? Perché se metto qui l'alfiere è vero che non va qui col cavallo, ma mi prende qui il cavallo. Mi sposto, mi doppio il pedone. Amen. E non ti scoccia che ti prende il pedone? Cioè, non mi prende, mi doppia il pedone. No, no, se ti prende il pedone 5 Ah, fra l'altro. e poi ti fa sempre il solito giochino. Porca vacca. Ho cominciato malissimo. Qui dovevi prendergli il cavallo. Gli prendevi il cavallo, lui usciva con la regina e tu uscivi con la tua regina in F6. Si guardavano le regine praticamente. L'avevamo detto anche l'altra Sì, sì, volta. sì, 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 quella. Perché Adesso lo purtroppo c'è fa. il pedone 5 che è sotto. E se te lo dovesse prendere, quindi c'è la solita minaccia lì, non puoi giocare neanche cavallo H6. Uff, meglio così, meglio così. Allora, adesso non ho più però l'uscita con la No, non è regina. più l'uscita della regina. Ovviamente sta facendo il matto Sì, ti sta minacciando un il matto, sì. barbiere. Allora, se esco qui col cavallo, io lo impedisco e non può venire neanche qui per provare a farlo.
però sto pensando che poi lui potrebbe provare a scacciarmi il cavallo. Potrebbe scendere qui, provare a mangiarmi questo e poi scendere e scacciarmi il cavallo. E lì dovrò alzare i pedoni. Mhm. Ok, dai, sei già pronto per arroccare praticamente, quindi tutto sommato non è così male, no? Sì. Ok, Che lui ha messo il cavallo lì. non ne ho idea. Sì, no, non sembra particolarmente attivo quel cavallo Solo lì. una mossa di sviluppo. Sta mosca qui. Aia. Allora, arroccherei. O arrocco oppure continuo lo sviluppo. Arrocco. Niente, l'avversario ti ha mandato la mosca per, per cercare di infastidirti. Le provano tutte, le provano. Ah, fra l'altro adesso non c'è più il matto del Esatto, barbiere. esatto, esatto, esatto. Ok, ha spostato la regina. Chiaramente vuole fare qualcosa qui. Che però ti dirò, non mi fa impazzire la regina lì, perché io tanto gli do un attacco qui di scoperta. Forse anche qui, così, tac. Io alzo qui. Di 2. Lui si deve togliere in qualche modo e perdere alfiere, no? Non vedo altre... Oh, io non vedo altre... Bravo, bravissimo. Sì, io penso che lui aveva tolto la regina per fare spazio a quel povero cavallo. Questo credo che era la sua idea, perché ha mosso prima il cavallo in D2, quindi lo vuole mettere in F3, però in effetti si è messo sotto raggi X del tuo alfiere e questo ti ha permesso questo attacco simultaneo praticamente. E quindi si deve difendere la regina e perdere l'alfiere. Quindi siamo sopra effettivamente di un pezzo. Oh, se poi vuole difendere l'alfiere e Se perdere poi la vuoi difendere regina, no, l'alfiere... non è che noi diciamo di no. Magari non la vede proprio la scoperta, ci sta, a volte ci sta. No, l'ho vista. Niente. Ok, c'è altro da vedere, non mi pare. Io mi prenderei il meritato. Ottimo, ottimo. Adesso credo che rimangi di cavallo, così si attiva un po' quel cavallo lì e non si doppia i pedoni. Questo è Mm. quello che credo che faccia. Ok, adesso stiamo un attimo attenti Eh al sì, sì, bisogna cavallo. stare... Nonostante il pezzo in più, bisogna stare attenti. Allora, l'unico posto in cui può andare che mi darebbe fastidio è ovviamente a questo pedone qui in presa e poi qui. A lato ti dà fastidio? Morta. Ok, No, grande. al lato non mi dà fastidio. Sto pensando che se io gli metto qui l'alfiere, proteggo questo, però c'è un doppio attacco su questo pedone adesso. Ah, sai che mi sa che lo perdo il pedone? Lo perdo? Allora, sto pensando, se io metto qui l'alfiere, ovviamente c'è un doppio attacco sul pedone, quindi il pedone lo perdo. Però potrebbe essere che vada così. Lui cattura di cavallo, io gli mangio il cavallo con l'alfiere, lui mi mangia l'alfiere e io a quel punto gli mangio un pedone, quindi Boh, cosa hai pedone per visto? pedone. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Bravissimo. E ho cambiato due pezzi, quindi Bravissimo, hai un calcolo molto profondo. Bravo. Sì, poi lui andando avanti di un'altra mossa, lui si può rifare poi sul tuo pedone C7. Però
Ah, Secondo me, già che hai visto fino a lì è tanta roba, tanta roba. ok, beh, a questo punto posso forse raddoppiare piuttosto le difese su... Mi scoccia togliere la regina perché questo Mhm. è buono. Metterei la torre, ho solo paura che adesso... Ah, perché lui ha questa. Ce l'ha. Ha questa e quindi forse togliere la torre è anche meglio. Buona, buona, buona. È buona, è buona. Così poi dopo puoi giocare G6 in tranquillità, giusto? Mm. Mi scazzerebbe... Ok, non te lo dico più. Ok, lui ha messo una torre su una colonna che credo, a meno che non voglia spingere. Boh, non lo so. Siamo sicuramente in una situazione di vantaggio per via del materiale, ma comunque dobbiamo giocare difensivi perché ha lui l'iniziativa. Sì. Ok, forse tirerei fuori questo alfiere, però se lo metto qui ovviamente poi ci sono di nuovo i due attacchi qui. Quindi se tiro fuori l'alfiere lui mi mangia qui col cavallo e ritorno alla solita storia. Io li mangio qui, lui mi mangia la regina, però poi io avrei l'alfiere e la torre dietro. Ci sono scoperte? No, non particolari mi sembra. Riproviamo a fare il calcolo. Non vorrei finire come ieri con un minuto che poi... quindi, abbiamo detto, se io metto Alfiere, l'alfiere qui, lui cavallo. mangia col cavallo, io mangio con l'alfiere, lui viene qui con la regina, io ho l'alfiere e la torre dietro. C'è la scoperta, però l'alfiere non ha nessuna minaccia. Niente, Infatti, niente, niente. può prendere questo pedone, Ok, ti prendi un può... pedone. Quindi in questo caso perderesti un pedone centrale, diciamo, e ti prenderesti un pedone. Quindi a livello di materiale sareste pari, devi capire se poi ti conviene come... Ok. E poi ovviamente c'ho sempre Mhm. questo... Proviamo. Va bene, secondo me non è male, anche perché quell'alfiere non stava giocando, quindi Mm. quel cavallo veramente insidioso, quindi se riesci a cambiare un po' di pezzi, perché in questo caso cambieresti i pezzi, se va così come l'hai calcolata, secondo me è una buona idea, una buona idea. Adesso dobbiamo sopravvivere come ieri all'attacco sul tuo re, e Mhm. poi una volta superato quello, secondo me siamo a cavallo, a cavallo. Non lo vedo molto intenzionato a mangiarmi questo Eh sì, pedone, te lo dico. Però se non me lo mangia adesso il cavallo sì, può essere una buona idea, se ne può deve essere una andare. buona idea, sì. Può essere una buonissima idea. Tanto ne approfitto e fare un po' di pubblicità mentre che pensa l'avversario, ragazzi, non so se l'avete ordinato, la tua mossa vincente. L'ho trovato ovunque. Ha preso l'alfiere Camposcuro, l'alfiere cattivo si è preso. Si è preso l'alfiere cattivo. Allora, sono fortemente indeciso se mangiare di regina o di pedone, perché di regina, cioè di pedone buono perché rifaccio il centro, però mi chiudo un po' la regina. Vedi tu, anche qui una sola risposta è buona. Mamma mia, qui è difficile. Questo è difficile. Sinceramente poi avrei comunque un pedone arretrato e non è che mi piacerebbe. Quindi mangio di regina. Non so se è la risposta buona. Ok, è da valutare. Io avrei preso pedone per stare tranquillo sul centro.
Perché Mm, adesso comunque tu devi avere sempre qualcuno che difenderà il pedone 5, che può essere la torre o può essere la donna. mhm. Però è da valutare, perché comunque anche come dici tu, così c'hai la colonna semiaperta che in tal caso l'avresti persa. Mm. Ehm, Per esempio, se adesso raddoppio la Sì, torre, esatto, esatto. già No, ci no, sono due. guarda, sto rivalutando. A distinto avrei detto pedone subito, però siamo in rivalutazione. Fra l'altro, viene a pensare, se lui mette la torre, io posso anche mettere l'alfiere qui. Se me lo mangia, io gli mangio la torre. Ovviamente poi lui toglie l'alfiere da qui. Ok, Fiera H6. Ok, vabbè, questa ce l'aspettavamo. E l'unica è G6. Per ora la mia idea di attacco, se non devo difendermi da altre cose sue, è questa, torre in D8. Ok, su quale caselle di quale colore sei debole? Parlando del lato di re. Scure. Esatto, quindi se lui cercherà di darti un attacco di matto, cercherà di farlo sempre su caselle scure. Non abbiamo più l'alfiere camposcuro purtroppo, quindi magari l'idea di darti il cavallo su quello camposcuro era per questo. E... Mm. Eh sì, massima attenzione sulle caselle scure. Mi aspetto un regina F3 tutta la vita. Qui, Sì, per minacciare il sì, cavallo. e poi dare matto in G7. Così. Quindi forse se fa quella io sarei costretto a difendere il cavallo, oppure Niente. no. No, il nostro amico però perché ha fatto questa? Vuole impedirmi di scappare col cavallo, forse? Boh. Sì, non l'ho capita Mm, tanto. vado. Allora, intanto abbiamo due attaccanti su questo. Mi aspetto il torre qui adesso. Sì, Io, se lui mette... o l'altra torre magari. O l'altra, sì. Ok, anche questa vale. Anzi, questo è pure meglio perché non posso più mettere l'alfiere qui. Ok. Ah, ma lui vuole venire qui adesso con l'alfiere. Mamma mia, si fa dura, eh? Ok, il mio istinto, la mia campanellina mi dice difesa, 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 difesa. Questa è la mia campanellina interna. Tre pezzi che ronzano attorno al tuo re e il tuo arrocco purtroppo è rovinato per via dei G6 e il cavallo lì sinceramente non è che lo vedo un grande difensore. Allora, se va qui minaccia qui, la regina non può venire qui e qui, non può venire qui, ma può venire... Beh, intanto lascerebbe un po' di spazio poi per inserirsi anche la mia di regina. Quindi mi scoccia metterlo qui, sinceramente, però... Sì, sì, almeno non è sospeso, no? mm, Non è sì. sospeso, questo è importante. Poi regina qui e forse la sua regina non ha più tante case Sì, su cui andare. sì, sì, qui bisogna difendere assolutamente, Che... altrimenti gli che- si dà spazio mm. di manovre, di fare robe. Quindi sì, difendere le caselle scure tutta la vita, stare attenti a non prendersi attacchi strani. Ok. Però sai che non puoi neanche venire qui adesso.
Non so se l'ha visto che non può venire qui. Ovviamente la mia tentazione è quella di far finta di niente e sperare che lui venga qui, ma non si fa queste cose qui alla speranza. Bravo. Allora, potrei, potrei togliere l'alfiere, ma non so neanche dove. Potrei toglierlo e metterlo qui, e così mi si apre subito per la regina, oppure mettere la regina qui. Cosa è meglio? Sai che anche l'alfiere non è male che resti qui, perché Sì, su quella diagonale secondo me ci deve restare. Allora, se lo vuoi mettere in D7, se la tua idea era metterlo in D7, te ne suggerisco un'altra, C8, così non c'è di intralcio sì, neanche per la torre. per l'altra torre. Sì, 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 questa è una Allora, piccola sono indeciso fra questa, che è buona sicuramente, sicuro, e anche l'altra credo sia e buona. anche Vedi tu questa. come giocartela, vedi tu. Vai. Sembra strano ritornare a casa con l'alfiere, perché quell'alfiere è ritornato effettivamente a casa, Mm-mm. però giustamente serve su quella diagonale e almeno in D7 era di intralcio un pochettino la torre, invece così no. Qui no, qui no, qui no, qui no. Beh, a queste due. Se toccasse a te di nuovo, che mossa faresti? Allora, adesso col senno di poi forse era meglio regina qui perché li coprivo anche queste due. Ok. No, ti prego, No! non ci posso credere. No, vabbè, dai. Ma perché? Ha tenuto fino adesso la connessione? Però sono a più due e stavo Ah! vincendo e me la prendo. Ma perché, ragazzi? Ma assicurate di avere una connessione buona prima di giocare. Emirati Arabi. Scusa, questo qui magari sta a Dubai. Ah, ecco, è Eh, ritornato in gioco. tornato. Cioè, a Dubai hanno la super mega fibra. Hanno il 6G. Esatto, esatto. Quindi dicevo, se toccasse a te muovere di nuovo, cosa faresti? Mm. Probabilmente una mossa d'attesa, oppure forse proporrei lo scambio delle regine, questa. Approverei al 2000%. Mm. Così alleggeriresti il gioco in una maniera incredibile. E col tuo più 2, in teoria. Mm-mm. Ma tocca a lui. Tocca a lui. Boh, io Io- sono a 5 minuti, ma come faccio? Ma quanto chiacchieriamo noi? Te lo aspetti un pedone G4? No, Wow. così? Allora, o è un genio o è un pazzo, queste sono le due cose. Ovviamente, allora, questa, poi lui mi dà uno scacco qui, io me ne vado con il re qui, per forza, e finisce. Ah, sai cosa? Che poi lui viene qui, mi fa di nuovo uscire con il re, e poi mi dà uno scacco di scoperta e si mangia la regina. Cioè, fa tutto questo? Io li mangio. Lui mi dà scacco. Ah, lui ti ha mangiato un cavallo, giusto? Quindi adesso lui è in vantaggio di Sì, un cavallo. sì, Poi tu gli mangi la regina, sei in vantaggio di una regina. sì. Poi ti dà scacco. Scacco. Io l'unico posto in cui posso Sì, l'unico. andare è qui. Sì, Lui mi dà di nuovo scacco, sì, venendo qui con questa. sì. Tu devi per forza ritornare sul Devo per bianco. forza tornare qui e lì Qui poi lui se ne va via dandomi un attacco si di prende un scoperta. pedone, si prende un pedone, quindi c'ha cavallo e pedone. Scacco, tu ti devi spostare ancora probabilmente. Sì.
E mi poi devo perdi la spostare di nuovo. regina e tu gli prendi Perdo la l'alfiere. regina e io riprendo l'alfiere. Quindi in tutto questo forse perdo solo un pedone. Mamma che... Beh, che occhio che ha avuto. Se ha visto questa cosa... Ok. Mi sa che l'ha vista. L'ha vista, l'ha vista. Non ho nient'altro che sì, la regina domani. Aspetta. Eh no, si è preso il cavallo. Ah, però se io metto qui, lui me la mangia, io rimangio la torre, è una qualità. È giusto? È giusto, è giusto. Bravo. Bravo, bravo che l'hai vista, bravissimo. E questo è il modo migliore per uscirsene. Lui si è preso un cavallo, te ti prendi la torre alla fine. E avete cambiato le regine, che era quello che, era quello che volevi fare. Quindi meglio di così. Con quale pedone si cattura? Mamma mia, mi sdoppierei i due pedoni, Sì, tutta la sì, vita, sì, come sì, dici sì. tu. Ok, ok. Ottimo, grande ste. Questa era sottilissima da vedere, Questa era difficile. sottilissima. Sottilissima. Bravo. Neanche lui l'aveva calcolata. Adesso mi sa che abbandona. Bravo, bravo, bravo. Guarda, strameritati, cioè non vorrei cantare vittoria, però strameritati sti punti. Profondità di calcolo, calcolo giusto e non dai nulla per scontato. Quindi, cioè, se non sono meritati sti 1000 punti, Ti è rimasto malissimo. ci è rimasto malissimo. E adesso sta attivando un altro motore per capire, per capire come. Ok, la premove di pedone io la farei perché tanto, cioè lui ti deve mangiare la regina, no? Mm, ok, Bene, ora si gioca con una torre in più in pratica. beh, Sì. Sì, se vai sul bianco anche qui senza troppo ragionare non può farti nulla, no? Hai il controllo di l'unica colonna aperta. vuole mangiarmi questo, però io gli faccio Buono, perdere buono. tempo. Torri sul bianco. Ottimo. Ok, devi spostare l'alfiere. Che cosa fai? E io vorrei raddoppiare le torri e scambiarle. Ci sta come piano. Ci sta tutto. Lui dovrebbe evitare il cambio, quindi dovrebbe giocare tipo re H2. Mm, Però anche con re H2 mi sa che non è che può no, evitare il cambio. perché gli arriva comunque questa. Ok. Signori, Yeah! signori, a quanto sei andato? Perché io vedo ancora 999. Dimmi che non era punti! Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Sto malissimo! È rimasto settato senza punti. Sto malissimo, sto malissimo. No, ti prego. Sto piangendo. Facciamo un'altra. Un rated. Porca vacca, non ci posso credere. Cioè, qui c'è una Incredibile. scongiura, ti prego, cioè. Perché ho fatto ieri Sì, partite sì, sì, senza sì. punteggio e non ho Vai a tolto... dire, facciamone un'altra però classificata, saremo coi bianchi e vaffanbagno, dai. Vuoi rivedere questa o Sì, 2 secondi proprio. ti do il controllo? Sì. Ti lascio. Perché tanto comunque è stata una buonissima partita. No, che è No, ma orribile cioè, questa cosa. ma neanche se uno lo fa apposta escono Magari fuori la queste prossima robe. la perdo e va malissimo.
Ok, qui esatto, qui lui diciamo si è difeso il pedone, quindi non ci sono più giochini né nulla, quindi qui sì, la migliore era sempre cattura, cattura, poi ti difendi dal matto uscendo anche tu con la regina. Questa ricordo tra questa risorsa difensiva. Ok, qui in realtà stai già bene perché è già roccato, qui si becca questo colpo tattico che hai visto buona la prima. Volevo farti vedere una risorsa difensiva, una risorsa difensiva che ti può tornare utile. Aspetta, facciamo caso che tu faccia una mossa inutile e lui ti faccia subito questa. Allora, non so se si può fare qui subito. Ah, andiamo, aspetta, andiamo come è andata. Così. Ok, qui va tutto bene. Ecco, ecco, vediamo qui se era meglio di pedone o di donna, perché veramente siamo lì. C per D, donna per, sono 3,17, 3,15, è veramente la stessa cosa, è veramente la stessa cosa. Eccola, eccola qui. Qui hai giocato subito G6, forse come intermedia c'è cavallo, che tiene entrambi. Lui per continuare a farti il giochino deve rimanere sulla colonna G, perché se lui, che ne so, se ne va via, potenzialmente tu vuoi prendere l'alfiere. Quindi per rimanere qui devi andare qua. E quindi una volta qui, poi qui sei costretto a tenere il cavallo, puoi giocare questa. E tu dici che cosa ci ho guadagnato? Ci ho guadagnato che poi dopo hai magari donne e 7 subito per il cambio. Mhm. Però vediamo se lui ha G4 che ti infastidisce il cavallo. Perché se lui ha G4 che ti infastidisce il cavallo sono guai. Sono guai perché se tu togli il cavallo arriva questa. E l'ultima difesa Sì. donna qui. Stavo vedendo però che c'è un'intermedia che è questa. Qui è difeso dal cavallo, quindi lui se ne deve andare via di brutto. E qui salvi tutto. Sappi che c'è come possibilità, come intermedia questa qui, però ovviamente devi calcolare quella che hai giocato tu è più immediata, non devi pensare a niente, va benissimo. Vediamo qui qual era la migliore. Sì, cavallo H5 gli piace, questa mossa qui ti ho mostrato, è un pochettino più attiva, però G6, ok, tra l'altro poi è arrivata questa mossa, questa mi è piaciuta per mettere la donna qui. Ecco, questa sarà sbagliata a sto punto. Vediamo un po', questa mossa qui come la valuta il motore. Ok, sbagliata, sì. G per H5 e qui addirittura, ok, donna G6, prima scelta, quella che abbiamo giocato noi. Beh, poco da dire, Ste. Eh, tutto qui. Vuoi provare a fare una partita classificata? Sono delusissimo, sono affranto. Madonna, Ho, ma infatti poi ho ho visto sentito quando quello che hai detto, ma... eri con la testa in aria. No, 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 ti ho sentito, ti ho seguito, però ho il cuore proprio affranto. Vabbè, Madonna, rifacciamo, quando ho dai. visto che il tuo punteggio è ancora 999, ho detto, Anch'io. ma che cosa è successo? Terribile. Vabbè, amen. Riproviamo? Sì, cerca bene sto giro. Rated, devi mettere la spunta. Mannaggia. Madonna, ragazzi. Che poi Madonna. sul telefono mi sono lasciato confondere perché sul telefono si risetta in Ogni volta, automatico ok. ogni volta, invece sul computer evidentemente no. Guarda, non ci ho fatto caso neanch'io che c'era scritto rated sotto. Secondo me qualche amico che ci seguiva l'aveva visto che non c'era la Si variazione di si punteggio. farà due risate. Ti farà due risate, noi che ci avevamo sperato fino alla fine. Vabbè, almeno sono col bianco. E perse col bianco. Vuole chattare, vediamo cosa dice. Ehi, vabbè, alcuni Stati giocano sulla Uniti. distrazione, quindi Quindi non mi lascio distrarre. vediamo se ti tira fuori l'alfiere. Me lo sento, me lo sento. Sì, Eccolo! lì. Sì, proprio lì, Regina. proprio lì. Questo non lo mangiano mai perché sanno che... Sono contento che non me l'ha messo qui sul cavallo, Ok, sinceramente. Mi avrebbe dato più fastidio. ok.
Ok. Allora, mi ricordo di aver visto sul motore che mi sembra che in questa situazione fa mangiare, perché lui viene con la regina, forse, Sì, e c'è la poi, mangiatina, cioè e c'è. poi c'è il cavallo. Però adesso vedo che potrebbe anche mangiare di cavallo. Potrebbe anche mangiare di cavallo. Allora, al centro, se puoi Siamo lì. scegliere tra mangiare di un pedone e di un cavallo, non si mangia mai di cavallo perché? Perché... Perché di norma il cavallo al centro è facilmente scacciabile dai pedoni e quindi tu ah, controlli il centro e lo scacci. Quindi se dovessi andare con un cavallo al centro, tipo i 4 sarebbe una forchetta, non si può fare subito perché c'è l'alfiere, però ti mhm, vengono già le idee, no? sì. Quindi dovrebbe catturare di pedone. Di donna, non so, di donna non mi ispira sinceramente. Pedone. Allora, se cattura di donna, io secondo me gli piazzo l'alfiere. Sì, probabilmente, probabilmente funziona. Così guadagno un tempo e mi porto avanti con l'arrocco. Giustamente ci sta pensando. Mm, mm, mm. Eh sì, può catturarti con 3 pezzi, quindi devi valutare qual è la Mm. migliore. Io ho sempre uno scacchino qui, però ho visto Sì, che alla fine mette il cavallo. sì, Ne ha si uno, sviluppa. due, Sì, sì. ne ha di pezzi. Mm. Ok. Di donna. Allora, no, però questa mi cambia le donne. E mi apro la torre. Oppure questa. E vado avanti con lo sviluppo. Provo questa. Secondo me è buona questa che hai fatto. È buona. A scacco. Ok, scacco però non fa altro che permettermi di sviluppare forse un altro pezzo. Sì, Visto che questo praticamente, pedone tanto è protetto. praticamente sì. Ok. Sì, ti ha fatto un grande favore. Anzi, Regina è in trappola, la Fra regina, giusto, l'altro, giusto sai per che è in capire. trappola? Mi sa che ha perso la regina. Porca Qui, vacca. Forse qui, l'unico qui, modo per non qui, perdere... qui, Porca vacca, ha qui, perso la qui, regina. qui, qui. Ehi! Grazie alla spinta del pedone B6, perché altrimenti aveva la ritirata in B6. Abbandona. Vai. Questo Abbandona. sarebbe il modo migliore per arrivare ai 1000. Ma Madonna, che sai che ho notato in meraviglia. questi giorni che in un sacco di casi avevo pezzi che potevano essere incastrati, miei, o suoi che potevano essere incastrati. Mhm. Ah, Ok, ha trovato un diversivo. Vediamo un po' se funziona. che però io glielo mangio. Non credo che cambi. Allora, io glielo mangio. Intanto glielo mangio, è un pezzo mangiato, quindi. Ok, E ok. poi Sì, si è non. liberato la quinta traversa, perché l'alfiere prima non lo faceva andare, quindi può andare anche in H5 adesso con la Ah, donna. certo. Però, cos'è che dice? I might put up a profile pic soon. Cos'è che dice? Ah, cos'è che... dice la foto di profilo che non ce l'ha, che la metterà il prossimo... Ah, Va bene, a noi non è che ci va interessa. bene, grazie. Grazie dell'informazione.
Perché uno che sta per perdere la regina dovrebbe scriverti una cosa del genere? Non lo so. Ok, Va bene. ok. Qui puoi scegliere, esatto, di continuare a giocare aggressivo e tenere il vantaggio così, o di cambiare le regine e semplificare. Però sono due modi di giocare completamente diversi e a te Ah. la scelta. Però qui mi hai dato un suggerimento che non avevo neanche, non stavo prendendo in considerazione. In realtà assolutamente cambiare le regine, fra l'altro si doppi i pedoni, quindi Ok, ok. 100%. Aveva senso molto anche l'altra, perché comunque la sua regina faceva schifo. Non sapeva dove andare, quindi aveva senso anche l'altra, secondo me. Però, cioè, questo è un modo probabilmente di giocare più, più easy del mondo. Sì. Allora, mi piace anche questa appena si toglie il cavallo, quindi a questo punto non è che ho urgenza di arroccare, se non No, è per vero. per tirare fuori le torri, forse. Sto pensando a come tirare fuori questo alfiere. Ah, forse cavallo qui e poi ho la spinta di questo pedone. No, non ce l'ho ancora la spinta. Dovrei mettere l'alfiere qui. Sai cosa stavo pensando? Sì, Ti alfiere ricordi, qui. ti Sì. ricordi che c'era stata una puntata dove avevamo giocato due partite e Zoom registrò solo la prima? Se. Occhio che non registra questo. Esatto, perché non vorrei che magari quando facciamo la condivisione schermo io ti chiedo il controllo, cose varie, che bugga o cose varie, perché guarda, le sto pensando tutte, a proposito di sfiga le sto pensando tutte, però speriamo di no. Ok, se ci cambia il pezzo siamo solo felici. Sì. E lì con cosa cattureresti, pedone o alfiere? Mm. Bella domanda. Cioè, pedone ovviamente rinforzo il centro, però mi chiudo totalmente l'alfiere. A parte che poi lo posso alzare ancora. Forse pedone. Però aspetta, avevamo detto qui. Qual era il mio obiettivo qui? Eh, qui dopo voglio venire con l'alfiere qui, alzare. No, questo alfiere non ha un particolare scopo qui. Però dai, pedone. Ok, Tanto la strada all'alfiere la apro presto. sì, ce la fai? Lui controlla due volte e penso che dopo l'arrocco metta anche una torre sulla colonna E. Non so se ce la facciamo a fare quella spinta. Ah già, perché Forse, controlla già forse due volte. era meglio d'alfiere, forse, perché adesso comunque il pedone C3 adesso come adesso è debole, poi chiaro se lo riesci a spingere tutto e come dicevi tu ti sei chiuso l'alfiere, però è il vantaggio secondo me è così tanto che ha anche una piccolissimissima imprecisione. Allora, proviamo già a minacciargli questo pedone. Secondo me adesso Ok, scende col pedone. ok, ti ispira qualcosa questa mossa che ha fatto? No, no perché non ha neanche l'alfiere da mettere in fianchetto, quindi. Ok, sai cosa? Roccherei. Va bene, va bene, va bene. Ho sbagliato, non può essere. Così. Ok, vuoi fare quella spinta? Ah, in realtà non posso ancora farlo perché comunque è sempre difeso da 2, attaccato da 2. Mi sembra. Sì, se metto la torre, difeso da alfiere e torre. Ah no, io posso farla, è lui che non può attaccarmi dopo. Esatto, Ok. esatto. Dovrebbe Mettere la torre, aggiungere. sì. Sì, a parte che adesso la aggiunge sicuramente la torre.
Bene, bene. Comunque sembra una partita facile per come è impostata, per il fatto che è la coppia d'Alfieri. Sembra una partita facile, senza troppe complicazioni, tattiche o robe varie. Poi fammi sapere se ha registrato. Se Madonna. no, proprio è la maledizione La del... maledizione dei 1000 punti, cioè il 999 mi fa ridere da morire. È un po' come laurearsi con 109, no? E Sì. dici... Allora, devi sviluppare il cavallo, non c'è tanto da pensare. Devi sviluppare il Sì. cavallo da qualche parte. Quindi, dopo quella mossa di cavallo, cosa possiamo fare? C'è sempre... beh, qui non può venire col cavallo, qui neanche, quindi per ora siamo... E anche qui, quindi per ora siamo a Mm, posto col cavallo suo. Quindi io continuerei con l'idea di centralizzare le torri ok. o addirittura metterne una sulla colonna aperta, che sarebbe... A parte che non è aperta, è semi-aperta, come questa d'altronde. No, non dimmi che fa Se non ci passare il fosse stato tempo. Cioè, non dimmi che fa scorrere il tempo, ti prego. 9 Comunque. minuti, Cioè, stiamo qui a parlarci 9 no, non minuti. ci posso credere. È perché dai, che cosa c'è da pensare qua? Questo è psicopatico, si vede dal primo messaggio, dal primo messaggio che dice che mette la foto Ok. profilo. Ah, ha mosso, ok, 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 ok. Sì, ha mosso, ha mosso. Ho attivato davvero un motore perché ci ha messo 10 anni e mezzo, cioè... Mm. Se vediamo che gioca da GM, lo segnaliamo. Vado. Qui ovviamente se prendo perdo l'alfiere, quindi Sì, sì, sì. non se ne parla. Vediamo se il cavallo può andare... No, non può andare in grandi punti. Quindi ovviamente penso che mi faccia questa spinta dopo, non so, magari prima questa e poi questa. Ehm, io adesso ce l'ho questa, diciamo che se io faccio questa, lui mi può catturare, io ricatturo, lui cattura, io ricatturo e siamo bene. Adesso in teoria ce l'ho. Ok, ok, va bene. Sì, è vero che gli toglie il pedone doppiato a lui, però qualcosa bisogna pur fare, no? Mm. Non mi aspettavo che prendesse perché in realtà è protetto dal cavallo questo, per ora, a meno che non me lo voglia scacciare. Sono indeciso se prendere questo oppure questo. Oppure prendere col cavallo addirittura. Però questo è un pedone isolato, starà meglio al centro. Sì, starà meglio al centro. Ok. E poi piuttosto allora forse la spinta. Anche se io prendo qui, lui riprende, io ho un pedone in più. Ok, sai che perde la torre qui? In teoria. Se non ti dà il cavallo, sì. Ti deve dare il cavallo. Mi premo torre sul fiere.
Premove torre su Sì, perché alfiere? ti prende l'alfiere adesso, no? Ah, No, non te l'ha preso, scherzavo. ok, questa. Sì, 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 sai che non l'avevo vista. Ok. Ok, lui sta cercando di non cambiare i pezzi, giustamente. Mm. Quel cavallo è dominato dall'alfiere Camposcuro, guarda che bello. Sto pensando se posso provare a raddoppiare, intanto che il cavallo è inchiodato qui. Se poi si dovesse schiodare che riesce a togliersi con questo cavallo e togliere anche la torre, in quel caso cambierei. Forse Ah, cambierei, sì. sembra carino come piano. Forse un po' lunghino, ma sembra carino. Sì. Tu avresti cambiato subito? No, 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 avrei cercato altro probabilmente. Qualche altra roba. Non chiedermi cosa, Ah, perché ok. non ho grandi Stavo piani in guardando mente. che cosa ho visto. Forse, sai che forse avrei portato il cavallo in E5 eh, per limitare il suo cavallo, perché adesso lui deve sviluppare il cavallo, lo svilupperà in C6, in C6, deve sviluppare il cavallo in C6. E col nostro cavallo lì avrebbe avuto il cavallo suo limitato. Credo, poi Mm, bello. Però me lo scacciava. sì, immediately. Immediately però si indeboliva, quindi tutto sommato male non era. Ok, secondo me. Cioè, se lui dovesse venire adesso con il cavallo qui, ok, come Mhm. ha fatto, io ancora. Ah no, non è più inchiodato. Non è più inchiodato. Non è più inchiodato. Sto pensando di provare a scacciarli così li rinchiodo di Interessante, nuovo. interessante. Interessante, ok, metterà dietro l'altra torre, sicuro. Giusto. Mm, mm. E fine. No, non ha messo dietro l'altra No, torre. Ok, però adesso l'ha protetto doppiamente sì. questo. Ok. Mamma, io li scambierei di brutto. Vediamo un attimino se ho ancora qualcosa qui. Lui può prendermelo col cavallo qui l'alfiere e io poi gli prendo la torre, quindi avere una qualità. C'è altro? No, non vedo altro. Questa è bella, Ste. Ricordati, quando hai un pedone isolato, il tuo alfiere migliore è quello del colore opposto al pedone isolato, quindi quello campochiaro non gliel'avrei scambiato mai. Se devi scambiare un alfiere, è meglio quello dello stesso colore del pedone isolato. Mm. Però così perde il cavallo. Ok. 1700. 1700. 1700 punti in diretta. No, niente, ne che rivincita, ma te lo No, no, scordi. basta, basta, è un parto, è un parto. Ciao. Signori, Va bene. a È malincuore, ma andata. siamo anche felici per Stefano. La serie finisce qui, sperando che Zoom non ci abbia fatto brutti scherzi, che sia tutto a posto, che non salti qualcosa in questo preciso momento. Noi ufficialmente abbiamo superato i 1000 punti con una vittoria, anzi, meglio ancora, con un abbandono. Quindi, Ste, veramente i miei più sentiti complimenti. Te lo dicevo da tempo che valevi più del tuo punteggio e sono sicuro che se adesso continuerai a giocare, spero che continuerai a giocare, Certo. penso che magari ci starà, dato che sei appena di poco salito ai 1000, ci sa che potrai riscendere,
ma sono sicuro che fra un mesetto non scenderai più sotto i 1000 neanche sotto tortura. Quindi Bello, sono contento, molto contento. ottimo, ottimo, ottimo. E spero che anche insomma i nostri amici che abbiano seguito tutto il viaggio si siano divertiti, che abbiano imparato qualcosa anche loro. Nei commenti sembra di sì, no? Che erano tutti molto contenti e soprattutto anche per la tua personalità, no? E quindi è stato Mhm. un connubio di cose belle. E Ste, dobbiamo dire Andata. addio, cioè un po' mi piange il cuore, ma è così. Addio! Christian, grazie mille, ti voglio veramente ringraziare perché, come ti ho già detto altre volte, ehm, cioè, senza di te forse sarei arrivato ai 1000, ma magari imparando a memoria qualche mossa, ma non senza basi, proprio senza nessuna base. Invece sono contento di avere un po' impostato il ragionamento, le aperture. Bello, molto bello. Sono felice che è quello che poi cioè, faccio all'interno della mia accademia, no? Quindi sono una serie di lezioni registrate in ordine progressivo, più degli incontri di gruppo il giovedì sera e anche a volte il martedì sera. Quindi chiaro, con qualcuno che ti segue vai sempre più veloce, no? Rispetto a fare tutto da solo, no? Uno da solo può arrivare anche a Mhm. 1500, 1600, 1800, per carità, però magari ci metti parecchio tempo, ecco, tutto qui. E Certo. niente, bene, ultima puntata di questa serie. E ragazzi, grazie per averci seguito, per averci supportato. Noi vi mandiamo un caro saluto e alla prossima, al prossimo video qui su Matto Scacco. Forse. Ciao. Ciao!